Savno lancia il primo mercatino pubblico del riciclo d'Italia. L'azienda che raccoglie e gestisce i rifiuti della Sinistra Piave lo farà ufficialmente nel corso dell'Ecoforum di Legambiente Veneto che si terrà venerdì e sabato prossimi a Conegliano. Un'idea che la dirigenza stava sviluppando da tempo, ma che già dai primi giorni del nuovo anno sarà operativa nei centri di raccolta di Conegliano e di Godega. Noi lo intercetteremo alla porta d'ingresso degli ecocentri, lo metteremo a posto e lo daremo a tutte quelle persone che ne hanno bisogno. E non c'è limite agli oggetti se non nella loro possibile utilità. E se per mobili o superlettili si tratterà solo di mettere da parte il riutilizzabile, per piccoli e grandi elettrodomestici Savno ricorrerà alla scuola. Con la scuola Pittoni Radio Elettra qua di Conegliano, dove si sono dichiarati disponibili a darci una mano a sistemarli. L'offerta sarà virtuale con una pagina del sito Savno dove chiunque potrà visionare gli oggetti scelti per una seconda vita. Fin d'ora l'appello ai cittadini di portare separatamente dai rifiuti ciò che considerano riutilizzabile per un mercatino che sarà completamente gratuito. Se c'è qualche offerta per chi viene a prendere questo materiale la gireremo dal punto di vista sociale, eventualmente ne abbiamo già parlato con gli alpini. Chi invece è preoccupato per questo mercatino, ma anche per le altre iniziative di Savno, è il presidente De Luca. Sono preoccupato perché purtroppo le iniziative ci sono dei costi e i costi bisogna farli quadrare perché le tariffe non si possono aumentare. Secondo voi bisogna essere preoccupati o no? Iniziative che peraltro saranno raccontate nelle 2 giornate che Legambiente dedica alla gestione virtuosa dei rifiuti in Veneto, premiando i comuni ricicloni. Al momento classifica ancora segretata, con un'anteprima per Antena 3. Nessuno si stupisca se diciamo che la provincia di Treviso è sicuramente quella che ottiene la maggior performance, la miglior performance nei rifiuti.